L'escalation di furti non conosce sosta a San Biagio di Callalte. I ladri razziano l'abitazione di una 94enne rubandole anche la fede. Come sfregio arrivano a defecare nel giardino. Giovedì a Preganziol, mobilitazione di Fratelli d'Italia. La rabbia di Paola Pilane, residente di Vicolo Cantore a Treviso. Un pirata le ha distrutto l'auto in sosta, la strada videosorvegliata, ma le telecamere comunali non hanno ripreso nulla. Dolore e vicinanza ai colleghi piemontesi da parte dei Vigili del Fuoco per la tragedia di Alessandria. A Treviso le parole del comandante Lomoro: siamo attoniti e sgomenti. Massima allerta per le industrie della Marca collegate al settore automobilistico. In queste settimane ci sono state delle richieste di cassa integrazione ordinaria, l'allarme della Fiom CGL. Tragedia di Musile Migliore, il 19enne Alberto Antonello nel pomeriggio ha lasciato la rianimazione all'ospedale di Mestre ed è stato trasferito a Castelfranco. Domani intanto i funerali della fidanzata Giulia. Mentre la Procura di Verona apre un'inchiesta sugli ululati razzisti a Balotelli e sulle parole del capo ultras del Verona alla radio, Giancarlo Gentilini attacca: nessuno si scandalizza per gli insulti ai bianchi e al razzismo, al contrario. Grande festa a Treviso per Ottavia Tonello che ha spento 100 candeline. Il segreto: essere buoni e condurre una vita sana. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli: non si arresta, l'escalation di furti che in questi giorni sta interessando ogni angolo della Marca. Ieri sera nel mirino dei ladri diverse abitazioni a San Biagio che in un caso non si sono fatti scrupoli nemmeno con la proprietaria 94enne in casa. In questi casi si prova proprio brutte cose. La signora Elena ha 94 anni e grinta da vendere. Ieri sera stava guardando la TV quando verso le 9 i ladri si sono introdotti in casa sua, passando per questo balcone che, oltrepassata la recinzione, dà sulla strada regionale Postumia, poco dopo San Biagio in direzione Oderzo. La donna non si è accorta di nulla e nemmeno la figlia che abita a qualche metro con la famiglia. Una volta in casa con la TV accesa, i ladri sono saliti indisturbati al primo piano in camera, impossessandosi dei ricordi di una vita, su tutti la fede nuziale, ad accorgersene la figlia. È stata mia figlia che è venuta a salutarmi, che viene ogni sera e mi ha detto: hai aperto tu il balcone di dietro? E mi ha detto: no, e perché hai aperto là? Banditi che hanno operato in tutta calma, prelevando merendine e trovando il tempo di mordere anche questi melograni. Non contenti hanno pure defecato in giardino. Di lì il raid è proseguito nelle abitazioni vicine fino in via Calaltella. Qui è stata visitata la casa del signor Giovanni. Sono a prendere il ragazzo al lavoro, vengo a casa alle 10:15 così, vado a letto e trovo tutto aperto, i cassei dell'armeron, il comodini. Avevo la sedia di fronte al letto e mi ha messa in cima al letto senza muovere niente. E anche in questo caso i ladri hanno portato via un pezzo di vita e ricordi, i gioielli della moglie defunta. Ma è tutta la zona ad avere paura. Gli anziani sono sotto tiro. Con paura tanta. Male perché quando si ha una certa età si soffre sentire queste cose. Ed è l'intera Marca a essere nel mirino, da Vittorio Veneto a Montebelluna. E da Preganziol giovedì mattina Fratelli d'Italia lancia una mobilitazione contro i furti. La contabilità, afferma Sandro Taverna, coordinatore provinciale del partito, parla di 52 abitazioni visitate negli ultimi giorni solo sul territorio comunale, 250 le segnalazioni. Cifre pesanti per un fenomeno che sembra esploso con l'autunno. E sul fronte sicurezza, da qui al 2021 arriveranno decine di nuove telecamere nei comuni di Loria, Riese Pio X, Vedelago e Resana. L'obiettivo dichiarato è quello di coprire in 3 anni l'intero territorio della Marca occidentale con telecamere dell'ultima generazione, un grande fratello che vigilerà 24 ore su 24 sulle principali vie di collegamento di Resana, Loria, Vedelago e Riese Pio X, un'operazione in 2 tempi da 300.000 euro. La prima fase partirà grazie ai 50.000 euro erogati dalla Regione a favore dell'Unione dei 4 comuni. Oltre agli occhi elettronici ci sarà un nuovo software che permetterà a Polizia Locale e Carabinieri di operare in rete.
Questo consentirà di avere una centralina in ogni comune, quindi una a Riese, una a Resano, una a Loria e una a Vedelago, e poi ci sarà una grande centralina di controllo proprio qui nella sede della Polizia Locale della Marca Occidentale, appunto, che è a Vedelago. I nuovi dispositivi e il software andranno a integrare il sistema di 70 telecamere diffuso e già operativo da tempo sul territorio dei 4 comuni, un'area di circa 40.000 abitanti. I primi interventi saranno realizzati entro l'inverno, tra i periodi più critici anche per i furti in abitazione. Il sistema di videosorveglianza è un deterrente importante perché sicuramente è un'arma che va nelle mani della nostra Polizia Locale, ma anche nelle mani dei nostri carabinieri, che potranno controllare le auto che passano e tutti i vari disguidi relativi all'ordine pubblico. Noi cerchiamo di fare la nostra parte perché i nostri cittadini si sentano più sicuri. E siamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Una pensionata di Vicolo General Cantone a Treviso, che si è vista l'auto in sosta distrutta da un pirata poi scappato via, contava sulle telecamere comunali visto che l'area è videosorvegliata, e invece non c'è sicurezza, ma quello che è peggio è che non è che non c'è sicurezza, ci fanno credere ci sia, ci fanno credere che ci sia. No, non ci sto, francamente. Paola Pilan, pensionata residente in Vicolo General Cantore a Treviso, ci ha chiamato perché da un mese cerca una risposta al grave fatto di cui è rimasta vittima. L'8 ottobre, alle 2 di notte, qualcuno ha sbandato finendo addosso alla sua macchina, una Micra, parcheggiata fuori dal garage. Auto da buttare e pirata, a bordo di una Toyota, come ha rilevato l'impianto a circuito chiuso di un vicino, fuggito via. L'area, come annuncia il cartello a fine stradina, è videosorvegliata e Paola era tranquilla che le telecamere comunali avessero ripreso il colpevole. Nonostante tutto, le videocamere qua e quelle posizionate nel viale Vittorio Veneto, secondo me, a quanto ho capito, non funzionano perché non sono riusciti a rilevare la targa di questa persona. Secondo la polizia locale, le telecamere di viale Vittorio Veneto, posizionate in entrambe le direzioni che l'auto in fuga avrebbe potuto imboccare, non hanno ripreso la vettura. Allora io chiedo, ma non conviene invece di spendere 106.000 euro per le nuove videocamere, per gli ecovandali, sistemare quelle che già ci sono? Che sicurezza abbiamo noi? Quell'auto avrebbe potuto travolgere un pedone, un ciclista e l'avrebbe fatta franca. Se poi io invece inavvertitamente o sbadatamente entro in zona ZTL, fatalità, la targa immediatamente me la trovano. Non è facile per una pensionata, e non faccio del pietismo, trovarsi dalla sera alla mattina a doversi comprare una macchina nuova, quando ci sono delle videocamere che credevo mi tutelassero, invece non funzionano. Io voglio delle risposte. È stato trasferito nel pomeriggio dall'ospedale di Mestre a quello di Castelfranco Veneto Alberto Antonello, il giovane coinvolto nell'incidente avvenuto la notte del 31 ottobre scorso a Musile di Piave, in cui morì la fidanzata 18enne Giulia Zandarin. Lo rende noto l'azienda ULS 3 Serenissima, precisando che al termine della giornata odierna si sono verificate le condizioni per il trasferimento che ha consentito il ravvicinamento del paziente al domicilio. Dopo 3 giorni di coma farmacologico indotto per i traumi subiti nell'incidente, ieri Antonello è stato risvegliato dai medici. Domani alle 10:30 i funerali di Giulia Zandarin a Castelfranco. Dolore e vicinanza ai colleghi piemontesi da parte dei vigili del fuoco trevigiani dopo la tragedia di Alessandria. Siamo sgomenti, attoniti, dice il comandante provinciale Lomoro. Che siamo attoniti che possano esserci situazioni volute di questo genere. Noi siamo soccorritori, siamo persone che dedicano la propria vita per il bene degli altri e per soccorrere gli altri, non per fare del male agli altri. Colpisce i vigili del fuoco, colpisce i cittadini, sconvolge un paese intero. La tragedia di Alessandria, dove proprio 3 vigili del fuoco hanno perso la vita nel crollo di una cascina fatta esplodere, a quanto sta emergendo dalle indagini della procura, volontariamente. È una solidarietà innanzitutto umana, sua e dei suoi uomini, quella che il comandante provinciale di Treviso, Giuseppe Lomoro, invia ai colleghi piemontesi. Che messaggio si sente di lanciare innanzitutto ai colleghi di Alessandria? Di vicinanza alle loro famiglie. Noi siamo molto vicini alle loro mogli, ai loro figli, ai loro parenti. Questa è la prima cosa che ci preme di dire. Drammatico, ingiusto perdere la vita in caso di eventi accidentali, morire perché qualcuno fa esplodere volontariamente un edificio è semplicemente inaccettabile. È un fattore che voi mettete in conto, questo, che ci possa essere della volontarietà?
sono fenomeni estremamente rari. In maniera remota noi teniamo conto anche di queste cose, in maniera remota. Siamo sempre fiduciosi che l'evento sia fortuito e quindi non c'è da difendersi da un nemico, però nelle procedure potrebbe a volte essere necessario. Non è semplice ora tornare a lavorare con serenità dopo una tragedia simile. Il nostro spirito rimane sempre quello, soccorritori e basta, non pensiamo a altro. Aumenteremo le nostre cautele, ma siamo sempre soccorritori. Sempre indomiti nei riguardi della missione istituzionale che abbiamo. Massima allerta per le industrie della Marca collegate al settore automobilistico. In queste settimane ci sono state delle richieste di cassa integrazione ordinaria e sono mesi impegnativi anche sul fronte della contrattazione aziendale. Tra i casi più emblematici c'è Electrolux. La crisi del settore automobilistico non risparmia nemmeno la Marca, sono diverse infatti le aziende collegate all'automotive che stanno attraversando un momento di difficoltà, mentre al Mise si è aperto un tavolo nazionale per l'intero comparto. Su Treviso la FIOM preferisce non fare nomi per non creare allarmismi, ma i segnali anche in vista del 2020 non sono affatto confortanti. Cominciamo ad avere alcune realtà che cominciano a chiedere cassa integrazione. Allora, finché sono le aziendine artigiane, piccole e medie imprese è un conto, quando cominciano a chiedere strumenti di sostegno al reddito, aziende che fino a ieri stavano bene, qualche domanda ce la cominciamo a fare. Mentre il settore auto diventa un sorvegliato speciale, restano aperti altri fronti, su tutti quello della contrattazione aziendale che nel trevigiano riguarda 12.000 operai che contano su premi di risultato medi nel triennio di 1.500 euro lordi, 43 gli accordi sottoscritti finora dal 2016, diversi quelli in scadenza da De Longhi al gruppo Zoppas, passando per il più discusso quello alla Electrolux, fermo dal 2007, più volte nel mirino dei sindacati per i ritmi lavoro e la concorrenza dei robot. Ovvio che nel rapporto fra uomo e macchina noi dovremmo sempre ricordare che la macchina è una macchina e l'uomo è un uomo, e quindi garantirgli condizioni che gli permettano di fare il suo lavoro in tutela in termini di salute e appunto di sicurezza. E la nuova contrattazione aziendale, annuncia la FIOM, sarà sempre più green. Massima attenzione sarà posta agli ambienti di lavoro con illuminazione a LED, alle filiere a chilometri zero per le mense, alla riduzione della carta con l'introduzione della busta paga elettronica. Ed ora ci spostiamo a Conegliano, da ieri operai al lavoro all'ITIS Galilei, lavori importanti, spiega il vicepresidente, ma si tratta di interventi tampone, sarebbe necessario demolire la struttura e ricostruirla. È aperto da ieri nella parte quella che l'anno scorso ha subito l'allagamento banale di un scaldabagno, come sappiamo tutti, e la parte invece che riguarda le altre aule e laboratori sono in fase di ultimazione. Iniziati dunque i lavori all'ITIS Galilei di Conegliano con gli operai che stanno lavorando su due fronti, sul corpo centrale e in alcune aule e laboratori dove i carottaggi avevano rilevato le situazioni più problematiche. Gli interventi stanno andando avanti secondo cronoprogramma. Entro il 20 novembre gli spazi dovrebbero tornare a disposizione di studenti e docenti che in questo periodo dovranno fare i conti con alcuni inevitabili disagi. Di non poter utilizzare appieno le risorse dei laboratori. Un paio di mesi di ritardo su questo tipo di attività alla lunga può pesare. È stato necessario riorganizzare il lavoro didattico e non sono mancati alcuni contrattempi, come per l'aula multimediale, chiusa per lasciare campo libero agli operai e trasferita in un altro spazio. Abbiamo verificato successivamente che anche qui è sorto un piccolo problema sul soffitto. Nei giorni scorsi il dirigente scolastico dell'ITIS Galilei ha partecipato a Roma insieme ad altri colleghi da tutta Italia ad una manifestazione nei pressi del MIUR, terminata con la simbolica consegna ai rappresentanti del governo delle chiavi dei rispettivi istituti. Intanto nella prossima seduta del Consiglio Comunale di Conegliano, in programma il 21 novembre, l'opposizione presenterà un'interpellanza per chiedere un resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori. Se da un lato gli interventi in corso fanno tirare un sospiro di sollievo a genitori, dirigenze e docenti, dall'altra rimane la preoccupazione. Le crepe o quei segni che fanno un pochino dubitare sulla sicurezza vengono fuori di giorno in giorno. Per questo, conclude il vicepresidente, è necessario non fermarsi a questo intervento. Sono importanti, non sono sufficienti, servono per tamponare la situazione. Secondo il nostro punto di vista, visto i finanziamenti che ci sono, dovrebbe essere demolito completamente e rifatto.
Il caso dei cori razzisti contro il giocatore del Brescia Mario Balotelli durante l'incontro con l'Hellas Verona. La Procura della Repubblica di Verona ha aperto 2 fascicoli di indagine per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale in merito alle dichiarazioni radiofoniche di Luca Castellini e per gli ululati contro Balotelli partiti dal settore poltrone est dello stadio Bentegodi. Intanto alcuni consiglieri comunali presentano una mozione contro il calciatore accusato a loro dire di aver diffamato la città di Verona. Ed ancora Giancarlo Gentilini attacca: nessuno si scandalizza, dice, per gli insulti a bianchi e al razzismo al contrario. Nuovo capitolo, anzi più d'uno, nella vicenda dei cori razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante l'incontro di domenica tra la squadra di casa dell'Hellas Verona e il Brescia. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori sviluppi. Partiamo dalla mozione presentata da 5 consiglieri comunali di Verona, 3 della Lega e 2 rispettivamente della lista civica del sindaco Sborina e di Fratelli d'Italia, con la quale chiedono al comune di intraprendere vie legali nei confronti del giocatore del Brescia e di chi ha diffamato la città scaligera. Non è accettabile, si legge nella mozione, che Verona sia messa sul banco degli imputati, pur quando, come in questo caso, non è successo nulla. Intanto il sindaco ha regalato attraverso le Iene un pallone autografato a Mario Balotelli. Nelle ultime ore è poi arrivata la decisione del Verona Calcio, che ha adottato nei confronti del capo ultras giallo-blu Luca Castellini la sospensione di gradimento, per lui niente stadio fino al 2030. Si legge in una nota ufficiale della società che la misura interdittiva è proporzionata alla gravità dei fatti, essendosi trattato di un comportamento basato su considerazioni gravemente contrarie a quelle che contraddistinguono i principi etici del club. Parallelamente arriva anche la decisione del giudice sportivo, che ha disposto un turno di chiusura per il settore poltrone est dello stadio di Verona, dal quale sono partiti domenica scorsa i cori. Intanto le indagini sulla vicenda vanno avanti, come conferma il prefetto del capoluogo scaligero Giovanni Cafagna. La Digos sta lavorando alacremente, ha spiegato, e si stanno visionando tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza nello stadio. Si stanno anche visionando i filmati che sono stati pubblicati negli ultimi giorni sui vari siti web. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore Zaia. Chi va fuori dai binari deve essere punito. Però, ripeto, non ho sentito i cori. E se da un lato c'è l'antisemitismo, dall'altro c'è un nascente problema a livello non solo europeo ma direi internazionale, dall'altro è pur vero che tutti quelli che aprono la bocca non possono essere catalogati in questa categoria. C'è anche qualcuno che l'apre e non si rende conto di cosa dice. Intanto la trasmissione Radio Caffè, che ieri aveva contattato il capo ultras Castellini, è tornata sul caso, interpellando questa volta l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini. Perché vedi, io faccio una differenziazione. Perché nessuno insorge quando uno stadio perseguita con offese eccetera giocatori di razza bianca? Quindi c'è un razzismo al contrario da un certo punto di vista. Sì, cioè io credo che il Padre Eterno abbia creato le 5 razze, sono tutte sullo stesso piano. Cioè, Siamo alla cronaca. Si era finta interessata all'acquisto di un'autovettura mini messa in vendita su internet da un 54enne di Fonte, prezzo della vettura 6.700 euro, ma l'acquirente ha indotto il venditore ad effettuare 4 ricariche su una carta prepagata per un importo complessivo di 2.850 euro. Subito dopo, ovviamente, la 27enne si è resa irreperibile. Il 54enne non solo non ha venduto la Mini, ma alla fine ci ha rimesso i soldi. La donna è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Onè di Fonte per truffa. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio e adesso andiamo a conoscere la signora Ottavia, che ha spento 100 candeline. Il segreto è essere buoni e condurre una vita sana. Gli auguri.
Compleanno speciale nella casa di riposo delle suore francescane a Treviso. Ottavia Tonello ha festeggiato il traguardo dei 100 anni. Attorno a lei le altre ospiti della struttura, i familiari e il sindaco Mario Conte che le ha consegnato una pergamena. Che ha vissuto gioie e dolori in questa città, ha visto la città cambiare, ha visto tanto dolore, ha visto tanta gioia e quindi credo che abbiamo la fortuna di avere un libro di storia vivente. Una vita semplice la sua. Dopo il diploma magistrale è stata assunta come segretaria all'ospedale dove ha lavorato fino alla pensione. Un episodio su tutti l'ha segnata per sempre: il bombardamento del 7 aprile del 44. Sotto le macerie perse tutta la famiglia tranne una sorella che abitava a San Donà di Piave. È morto mio padre e mi hanno distrutto la casa. E quello non è un bel ricordo. Il grande amore è arrivato solo in tarda età, quando ha conosciuto il marito, come racconta la nuora Miranda. È un matrimonio di persone anziane proprio, però sono stati benissimo e hanno vissuto 20 anni veramente felicissimi tra di loro. Insomma, erano una gran bella coppia. Dopo la morte del marito si è trasferita nella casa di riposo dove coltiva la sua passione per le stelle anche attraverso il computer che utilizza senza alcun problema. Se gli si chiede il segreto per arrivare al secolo di vita, lei risponde così. Stare una vita serena, tranquilla, mangiare bene, dormire meglio ancora, non essere cattivi, cercare di essere buoni. Siamo allo sport, calcio a 5, trionfo della Camedosson nel campionato di Serie A che batte 4-2 la favorita capolista abruzzese Acqua e Sapone, e al Palazzetto esplode la festa. Una partita dove la Camedosson a dettare il ritmo. La capolista abruzzese Acqua e Sapone arriva in suolo veneto pronta a vincere, ma i padroni di casa reggono alla grande e dopo una partita combattuta fin dal primo minuto si portano a casa un risultato importante con un netto 4-2. L'importanza della vittoria contro una squadra che, non dobbiamo nascondere nulla, è tra le squadre migliori d'Italia e l'ha dimostrato comunque oggi. La prima sconfitta in campionato per i biancocelesti di Acqua e Sapone contro una squadra, quella del Came Casier, che con questa vittoria conquista 3 punti importanti e si porta all'8° posto. Una partita apertissima fino alla fine. Parte forte e mette sotto i padroni di casa la formazione biancoceleste, ma questo non basta ed è la Came Casier che infila la marcia e dopo l'1-1 si porta in vantaggio. Momenti delicati con le espulsioni di Belsito per la Came Casier che non ci sta a cedere e torna a segnare. La partita termina con un 4-2 per la Came e al Paladosson esplode la festa. Siamo ora alla nostra pagina da Belluno e provincia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di WWF e Comitato Bellunese Acqua Bene Comune contro l'impianto idroelettrico sul Piave a Sappada. Si tratta di un impianto idroelettrico autorizzato dalla Regione Veneto poco sotto le sorgenti del Piave, in difformità, si legge, alla normativa europea e italiana che ne prevedeva invece la tutela assoluta. Regione e Comune di Sappada sono stati condannati al risarcimento da parte delle spese processuali. Informare e sensibilizzare i giovani alla cultura della guida sicura e della prevenzione stradale. L'obiettivo del corso, che dal prossimo gennaio coinvolgerà tutti gli studenti delle classi quinte e degli istituti superiori della provincia di Belluno. Negli ultimi 4 anni gli incidenti stradali in provincia di Belluno sono stati oltre 1 migliaio e il 30% di questi ha coinvolto ragazzi di età compresa fra i 18 e i 25 anni. Distrazione, sballo, scarsa consapevolezza di comportamenti scorretti alla guida che diventano sfregio alla vita. Le immagini della tragedia del 1° settembre alle porte di Belluno, in cui morì il 19enne Cristian Gabriele Palazzolo e rimasero gravemente feriti gli altri 4 amici a bordo di una 500, sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Il sindaco di Longarone allora disse: questa tragedia deve almeno insegnare ad andare piano in macchina, e come un mantra questo invito ora si traduce in azione. Rotary, ULS 1 Dolomiti e Ufficio Scolastico Provinciale hanno approntato un progetto che coinvolgerà tutti gli studenti delle classi quinte e degli istituti superiori della provincia. Notiamo che c'è anche da parte dei ragazzi spesso e volentieri una disattenzione sulle più basilari condizioni per avere una sicurezza. Quindi
cultura alla guida sicura. Corsi di guida sicura, teoria in classe nei mesi di gennaio e febbraio, pratica tra febbraio e marzo con un istruttore d'eccellenza, il pilota professionista Andrea Fontana. L'esperienza maturata in questi anni da pilota e comunque in veste di istruttore mi ha dato l'opportunità di imparare molto e comunque di capire come sia importante, come ci sia l'esigenza di formare adeguatamente chiunque si metta al volante di un'autovettura. Ruolo fondamentale nel progetto, patrocinato dalla provincia, l'avranno gli esperti dell'Ulsuno Dolomiti. Grande attenzione rispetto alla cultura diciamo così, dell'attenzione verso il bere, nell'attenzione verso l'assunzione anche di sostanze, tutti elementi che naturalmente vanno contro un salutare stile di vita, no? E a maggior ragione quando si è alla guida. Continua nel bellunese la battaglia bipartisan per scongiurare il rischio che il MIBAC confermi i vincoli ambientali per tutta l'area del Comelico e di Auronzo di Cadore. Ma è una cosa assurda, io sinceramente non ho capito questo accanimento nei confronti di un preciso territorio. Io credo sia una ritorsione per il fatto che questo territorio si sia presentato compatto chiedendo una cosa, cioè il collegamento sciistico del Comelico, che è imprescindibile per lo sviluppo di questo territorio. La battaglia si preannuncia senza esclusione di colpi e sarà la battaglia di tutto il territorio per scongiurare il rischio che il Ministero per i beni ambientali confermi i vincoli per tutta l'area del Comelico e di Auronzo di Cadore. Istituzioni e categorie compatte, quella per il Comelico è la battaglia di tutte le battaglie per il suo significato profondo, di gente che chiede soltanto di rimanere e avere delle opportunità, dice la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, secondo cui la proposta del MIBAC è irricevibile e al mittente l'ha respinta con atti formali anche la Regione Veneto. I vincoli, così come sono stati descritti, metterebbero a rischio anche le opere di ripristino dei danni causati da Vaia. Le opere idrauliche, si legge in questi vincoli, devono essere realizzate utilizzando la bioingegneria, quindi materiali ecosostenibili, il legno, che va benissimo come linea di principio, però se noi la caliamo su ambiti specifici diventerebbe un vincolo devastante. Un sopruso che va letto anche in chiave spopolamento delle terre alte. Io ho chiesto un appuntamento con il ministro Franceschini, perché qui è il ministro che deve fare pressione sulla dirigenza, perché io non credo che la politica debba abdicare nei confronti dei tecnici rispetto a temi come quelli dei vincoli, che fanno la differenza tra il permanere a vivere in queste aree e il non farlo. Vincoli capaci di mettere a rischio anche l'attività di manutenzione del territorio. Lei pensi che per sfalciare l'erba c'è scritto che bisogna avere l'autorizzazione paesaggistica, siamo arrivati veramente alla follia. Siamo arrivati al termine. Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Gianangelo Boff, commissario Lega Provincia di Treviso, e Giovanni Zorzi, segretario PD Provincia di Treviso. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Tempo ancora instabile sulle nostre regioni, sarà un'altra giornata in compagnia della pioggia, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di mercoledì 6 novembre. Sul Veneto al mattino avremo locali nebbie sulle pianure e sulle vallate, anche qualche spazio soleggiato non mancherà. Dal pomeriggio peggiorerà nuovamente con precipitazioni un po' ovunque sulla nostra regione. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 14 e i 17 gradi circa. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui già dal mattino avremo rovesci e temporali frequenti e localmente anche intensi durante la giornata. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche sprazzo di sole al mattino, ma col passare delle ore peggiorerà anche qui con piogge via via più diffuse. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 12 e i 13 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.